Siamo a Cittadella Arte Vino, la manifestazione che come vedete è alla seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, una replica quest'anno. Siamo con l'organizzatore, l'anno scorso è andata talmente bene che a grande richiesta siamo di nuovo qui. Addirittura non solo è andata così bene, abbiamo raddoppiato, da un giorno siamo passati a 2 giorni, ci siamo spostati dal centro storico, siamo venuti in questa bellissima location e questa sera iniziamo in bellezza, questa sera iniziamo con 6 classici per 6 regine. Un'anteprima in qualche periodo, l'anteprima di Cittadella Arte Vino, e avevo l'onore anche e il piacere di avere Alessandro Scorsone come l'anno scorso il nostro testimonial anche quest'anno. È un importante selezionatore, importatore di ostriche, quindi abbiamo fatto con l'azienda biodinamica di Gussago, quindi Bassa Franciacorta, Nicola Gatta, questo abbinamento delle 6 migliori ostriche che ci sono in commercio con 6 metodi classici biodinamici. Un giardino stupendo, una location anche storica. Questa anteprima è per le 2 giornate di domani, che naturalmente saranno un ulteriore, come dire, successo dell'idea, portare a Cittadella l'eccellenza nel campo del vino. Esattamente, no? Perché già Cittadella di per sé è una città d'arte, una città medievale molto molto bella per chi non avesse avuto l'occasione di vederla, e noi abbiamo voluto unire l'arte al vino, e quindi quest'anno abbiamo anche avuto il supporto come arte dall'Istituto d'Arte di Cittadella, che è l'Istituto Fanoli. Ci sarà un contest e ci saranno 2 vincitori, sia per l'arte figurativa che vinci l'etichetta, cioè abbiamo dato ai ragazzi di sbizzarrirsi a creare un'etichetta per vestire una bottiglia di vino. Ciao a tutti, siamo a Cittadella Arte Vino 2019 e siamo quasi pronti per partire, stiamo scaldando i motori per le effervescenze del Pino Nero. 6 vini per 3 produttori, abbiamo Luca Bellani con il suo 60 e 120, siamo in Oltrepò Pavese, poi abbiamo il nostro solito battitore libero, se ci avete seguito, Nicola Gatta, siamo nella zona di Gussago, però non abbiamo denominazione, e infine solo uva e Arcarie danesi, che sono 2 peculiarità che la Franciacorta ci regala. Alessandro Scorsone magistralmente, come sempre, ci saprà raccontare questi vini e come dobbiamo berli, che cosa dobbiamo aspettarci da loro. Quindi immaginate come dovreste berli teoricamente. Innanzitutto una buona compagnia, e qui già ce l'abbiamo. La Elena Schipani è sicuramente la persona perfetta per farlo. Poi Pinot Nero declinato in metodo classico. E poi ricordatevi, Pinot Nero non è per tutti, per molti ma non per tutti. E soprattutto sarà così femminile da conquistare la Elena Schipani? Ma vedremo un po' che succederà. A fra poco. Grazie, ciao.